Tra poche ore inizierà un nuovo weekend di esodo, un fine settimana da bollino rosso in vista del Ferragosto. Sulle autostrade il blocco della circolazione dei tir, quelli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza, scatterà non soltanto sabato dalle 7 alle 23 e domenica dalle 7 alle 24, ma anche già venerdì dalle 14 alle 23. Non fu così l'8 agosto 2008 a Cessalto, nel Trevigiano, uno dei venerdì più neri nella storia della sicurezza stradale in Veneto. Era il primo pomeriggio di un venerdì e i mezzi pesanti sfrecciavano lungo la A4. Inaspettata, ineluttabile, la tragedia si consumò con l'improvvisa sbandata di un camion, la fatale invasione di carreggiata al di là del guardrail, la spaventosa carambola che coinvolse diversi altri veicoli. Sette le vittime di quel terribile incidente, restato senza responsabili, con l'archiviazione della posizione di tutti e 12 gli indagati, fra i quali i vertici della concessionaria Autovie Venete. A morire fu anche l'autista del tir impazzito, il polacco Roman Baran, straniero come gli utenti della strada che nel 2012 sono rimasti coinvolti nei 1289 gravi sinistri campionati a livello nazionale dall'ASAPS, l'associazione sostenitori amici polizia stradale. In un'Italia sempre più multietnica l'incidentalità non fa distinzione di passaporto, coinvolgendo un numero crescente di immigrati. Nella classifica delle regioni il Veneto figura al terzo posto con l'11,4% del totale, una medaglia di bronzo tutt'altro che entusiasmante, quella conferita giusto nel 5° anniversario di una strage rimasta impunita.